Un'altra concorrente in meno sulla strada verso l'assegnazione dei giochi invernali a Cortina Milano. I cittadini di Calgary hanno detto no, resta solo Stoccolma, ma la candidatura italiana è favorita. Il governatore Zaia dice bene, ora dare il massimo. Rocambolesca fuga di uno dei ladri del colpo a Palazzo Ducale. Il bandito beffa la polizia croata fuggendo dalla toilette prima di un interrogatorio, ma viene rintracciato e bloccato in Serbia. Sono destinate a suscitare nuove polemiche le parole di Felice Maniero in una nuova intervista. Secondo l'ex boss la trattativa con lo Stato era quasi quotidiana, come è avvenuto per i gioielli della Madonna Nicopeia sottratti alla Basilica di San Marco. Montagna devastata, in appena una settimana ha raccolto quasi 1 milione di euro grazie alle donazioni del conto corrente attivato dalla Regione il 5 novembre scorso. E tra le donazioni anche quelle di tanti bimbi, come il piccolo di 9 anni di Mira che ha scritto la lettera al sindaco di Roccapietro con i suoi 5 euro. Il grazie di Zaia, magari li porteremo tutti in quella montagna che hanno aiutato. Per mesi è riuscito a non pagare l'autostrada tra il padovano e il veneziano, accodandosi alle auto che lo precedevano nella corsia del Telepass, commerciante padovano stangato. Le confessioni della sua parrocchia scarseggiano, così un sacerdote della Veronese fa stampare e distribuire degli ironici buoni penitenza gratuiti per invitare al sacramento. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali per parlare in primo piano delle Olimpiadi invernali 2026 con Calgary in Canada fuori gioco come candidatura stante il no di un referendum consultivo che non è diciamo vincolante, ma che sicuramente dà un segnale per la candidatura che cade. Restano dunque in corsa Cortina Milano e Stoccolma, con Cortina Milano che è favorita. Il presidente Zaia invita a non abbassare però la guardia. Intanto dal governo arriva uno spiraglio sui fondi. Via un'altra concorrente, la città canadese di Calgary, ma non per questo bisogna abbassare la guardia, anzi, il presidente del Veneto Luca Zaia accoglie con favore la volontà dei cittadini di Calgary che hanno detto no alla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Il 56,4% dei votanti al referendum consultivo sulla corsa per aggiudicarsi i giochi ha bocciato l'idea e ora il Consiglio municipale, salvo sorprese, ratificherà la volontà della maggioranza con una revoca formale della candidatura. Restano in corsa Cortina Milano e Stoccolma e anche la capitale svedese deve fare i conti con malumori sul piano politico ed economico tra governo e autorità locali. Si perde il referendum a Calgary, che significa che dovrebbe uscire di scena anche Calgary. Restiamo in due, Stoccolma e Milano e Cortina. Noi abbiamo un'ottima candidatura, questo ormai ce lo riconoscono tutti a livello internazionale e la dedichiamo a tutti quelli che dicevano che scherzavamo, e però dico, noi dobbiamo andare avanti, lavorare pancia a terra come avessimo 1000 concorrenti, non solo uno che ora a questo punto resta a Stoccolma, sembra. Impegnarsi con ancora maggiore determinazione quindi in vista della prossima scadenza il 28 novembre a Tokyo, dove lo stesso Zaia, il sindaco di Milano Sala e il presidente del CONI Malagò voleranno per presentare la candidatura al CIO. Lavoriamo perché siamo i più forti, saremo a fine mese a presentare la nostra candidatura a Tokyo a tutti i membri CIO e congresso, e poi ancora fino all'arrivo finale di giugno, dove dovremo avere l'investitura. Io spero ci sia l'investitura per Milano Cortina. Candidatura che incassa anche l'impegno del governo per voce del ministro dell'interno Matteo Salvini. Se non bastano i fondi privati faremo noi l'ultimo sforzo, ha dichiarato, malgrado l'esecutivo abbia sempre sostenuto di non voler sborsare un euro. Ho visto il progetto, è uno di quelli a minore impatto economico della storia, anche perché moltissime infrastrutture già ci sono, ha detto Salvini. Un progetto talmente affascinante che i fondi privati sicuramente si troveranno, ma, ha concluso, se serve una mano le Olimpiadi alpine ti portano un ritorno di immagine, di positività che vale la pena. A proposito di fondi, ci sono ovviamente quelli urgenti per gli effetti devastanti del maltempo. Assumo l'impegno a sospendere imposte e contributi in via straordinaria per le imprese colpite dall'ondata di maltempo. Avvieremo interlocuzioni con i rappresentanti degli istituti di credito anche per avviare la sospensione dei mutui bancari. Lo ha detto il vice premier e ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio oggi, rispondendo al question time a una interrogazione sulle misure a favore dei settori produttivi maggiormente colpiti dall'ultima ondata di maltempo. Ovviamente si parla qui del maltempo in tutta Italia, non solo del Veneto. Stanzieremo fondi sia con nostre risorse, ha detto Di Maio, sia attingendoli dal Fondo Europeo di Solidarietà. Tra le altre iniziative, ha proseguito, anche per aiutare il settore produttivo, stiamo preparando una ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile
che disciplina le attività ricognitive per la distribuzione dei primi aiuti economici alle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento. Questo ha detto Di Maio. Intanto la Regione, il Veneto, fa il primo bilancio del conto corrente attivato per la solidarietà, lo ricorderete, già è subito il 5 di novembre, ed è un bilancio incredibile perché in una settimana, l'aggiornamento è di lunedì scorso, è arrivato quasi 1 milione di euro dai veneti, e intanto, come sappiamo, sta commuovendo la storia del piccolo Achille, il bimbo di 9 anni che ha mandato una lettera a Rocca Pietore con i suoi risparmi, i 5 euro, ma non è il solo bambino che lo ha fatto, l'ha svelato lo stesso Zaia, sentiamo. Sta commuovendo il Veneto il gesto del piccolo Achille, che a 9 anni ha mandato da Mira i suoi 5 euro in una lettera indirizzata al sindaco di Rocca Pietore come contributo per poter rivedere gli alberi sulle montagne. Anche per il presidente del Veneto questo gesto merita un premio, magari l'incontro del bambino con il primo cittadino del paese simbolo della devastazione nel Bellunese. Bisognerà farlo incontrare col sindaco di Rocca Pietore. Ma sì, ma penso che avverrà questo incontro, ne ho parlato con Andrea De Bernardin, mi ha fatto aver subito la lettera del piccolo e dei 5 euro, e questa lettera, no, nella quale lui dice mi piacerebbe fare il forestale. Beh, direi che è un bel segnale, no? Ma è un bel segnale anche di molti che versano, ci sono tanti bambini a dire il vero che mandano disegni, versano piccole cifre. Beh, Achille li rappresenta tutti, magari poi li metteremo tutti assieme a sti bimbi. Tanti piccoli Achille dunque, ma anche tanti adulti, famiglie, imprese, e l'immagine di un Veneto che vuole sostenere concretamente con quello che ha la sua montagna. Grazie intanto a tutti per le prime donazioni. Pensate che i veneti hanno donato nel conto corrente della regione quasi 1 milione di euro, 8.500 versamenti più o meno, per una media di oltre 100 euro da versamento. Grazie a tutti, a chi ha versato 1 euro, a chi ne ha versati 10.000, grazie a tutti, continuate a farlo, sosteneteci. Sostegno nella certezza garantita dalla Regione, dal suo governatore, che quanto versato finirà tutto in sostegno alle località colpite. Sostegno Veneto e sostegno dallo Stato. È di ieri sera il Consiglio dei Ministri che ha varato una prima tranche di denaro pubblico. C'è stata una prima erogazione di 50 milioni, dei quali noi abbiamo avuto 15 milioni, ce ne sarà un'altra di 200 milioni in settimana, dai quali dovremo avere una buona cifra, ma ce ne aspettiamo ancora tanti, visto e considerato che il danno è di circa 1 miliardo di euro. È una grande sfida, mai nessuno si è trovato a dover recuperare 100.000 ettari di bosco. È un terremoto con le case in piedi. 100.000 ettari di bosco è una novità assoluta anche nel campo delle catastrofi e del recupero di questi danni. Dicevamo del piccolo Achille, a Mira ovviamente come in tutto il Veneto, in tutta Italia il gesto non è passato inosservato, la gente dice questo è davvero un esempio da seguire. Mentre i genitori del bimbo cercano di tenere un profilo basso lontano dai riflettori sull'iniziativa del figlio di inviare la lettera e i suoi risparmi 5 euro al sindaco di Rocca Pietore per dare un contributo, a Mira la notizia di questo gesto si è diffusa rapidamente e i cittadini sono concordi nel dire che da un bimbo di nemmeno 10 anni c'è davvero molto da imparare. È una roba molto bella, interessante. I bambini sono molto più intelligenti di noi. Forse i grandi, persone adulte dovrebbero avere un po' più di coscienza di queste cose che sono successe, perché se un bambino di 5 anni ce l'ha, penso che uno insomma, che un po' qualche anno in più dovrebbe averne un po' di più, e dopo c'è purtroppo molto egoismo, diciamo, nelle persone, perciò penso, come si dice, qualcuno dovrebbe mettersi la mano sulla coscienza. Tantissima sensibilità, in confronto a tanti grandi, tantissima sensibilità, proprio niente da dire. Lo conosce? No, non so chi sia, non so chi sia. Se lo incontrasse cosa gli direbbe? Niente, bravo, sei un grande, sei un grande. Bambino generoso e con una veduta. Qualcuno ha detto che ha molto da insegnare a tanti adulti. Certamente. Come sempre i bambini a volte sono spontanei, sinceri, generosi. Intanto permane in Veneto la possibilità di innesco di fenomeni franosi sui versanti dovuta ancora alle intense precipitazioni di fine ottobre e di primi di novembre. Per questo motivo il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un altro bollettino valevole fino alle 14 di domani, nel quale si dichiara lo stato di attenzione, allerta gialla,
per criticità geologica e idraulica sulla rete secondaria nei bacini idrografici Alto Piave e Piave Pedemontano. Sulle frane del Tessine in comune di Chiestalpago e della Busa del Cristo in comune di Perarò di Cadore è localmente mantenuta l'allerta rossa. La cronaca adesso con la condanna a 17 anni e 8 mesi di Benedetto Allia, 27 anni, il giovane che il 23 settembre del 2017 uccise a colpi di fucile Francesco Mazzei, 38 anni, e ferì un altro uomo, successe, vi ricorderete, a Bagnoli di Sopra. L'accusa aveva chiesto per l'indagato, accusato di omicidio premeditato e tentato omicidio, 18 anni di carcere. I fatti avvennero la mattina del 23 settembre 2017. Il 27enne, titolare di una ditta a Bagnoli di Sopra, attendeva in azienda una giovane italiana di origini marocchine che, dopo aver lavorato con lui con contratto a termine, voleva discutere di una assunzione a tempo indeterminato. L'operaio si era fatto accompagnare da Mazzei, giunto dalla Germania, per andare in supporto all'amico. La discussione degenerò e il 27enne estrasse il fucile sparando prima a Mazzei e poi al marocchino, uccidendo il primo e ferendo il secondo. Oggi la condanna da parte del GUP di Padova, 17 anni e 8 mesi. Ed ora la morte del piccolo di 2 mesi di Ponzano, con un incidente domestico terribile che ha sconvolto quel paese. Si attende l'esito dell'autopsia, forse sabato, a Vascondi Carbonera, i funerali. Ha 48 ore di tempo il medico legale padovano Giovanni Cecchetto per eseguire l'autopsia sul corpicino del piccolo Martino Scatena, il bimbo di appena 2 mesi di Paderno di Ponzano, rimasto vittima di un incidente domestico sabato nella sua casa di via Roma. Il papà Diego, maresciallo in forza al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Treviso, lo aveva in braccio mentre scendeva la scala, non si è accorto dell'ultimo gradino, si è sbilanciato e il piccolo ha sbattuto la testina contro lo stipite di una porta, un trauma cranico che si è poi rivelato fatale. La procura di Padova non ha iscritto il padre nel registro degli indagati, giudicando il fatto un tragico incidente senza colpe o negligenze da parte sua, ma per escludere anche eventuali errori o carenze a livello sanitario ha disposto l'autopsia. Il funerale del piccolo, che si svolgerà a Vascondi Carbonera, paese natale della mamma Sara Bortoluzzi, sarà fissato con tutta probabilità per sabato. Il nulla osta alla sepoltura dovrebbe essere rilasciato domani. A celebrare la cerimonia sarà il parroco di Ponzano, don Roberto Cavalli, poi il feretro sarà tumulato nel piccolo cimitero accanto alla chiesa, l'ennesima prova per mamma e papà stremati dalla perdita più dolorosa di tutte. Sono destinate a suscitare nuove polemiche le parole di Felice Maniero in una nuova intervista. Secondo l'ex boss della Mara del Brenta, la trattativa tra lui e lo Stato era quasi quotidiana. In cambio di sconti di pena consentiva il ritrovamento di opere d'arte da lui stesso fatte rubare, come è avvenuto per i gioielli della Madonna Nicopeia sottratti dalla Basilica di San Marco. Andiamo di servizio sulle nuove rivelazioni di Maniero. Inediti retroscena del clamoroso furto di gioielli dalla Basilica di San Marco nel 1979 emergono dall'intervista rilasciata dall'ex boss della Mara del Brenta Felice Maniero a Roberto Saviano per il canale televisivo 9. Un comando era entrato all'alba del 23 febbraio, aveva stordito il guardiano e sottratto una collana di diamanti e altre pietre preziose che ornavano l'icona della Madonna Nicopeia, valore stimato all'epoca a 1 miliardo di lire. I gioielli vennero poi fatti ritrovare pochi giorni dopo alle forze dell'ordine. Faceva tutto parte di un accordo con esponenti dello Stato, racconta oggi Maniero, che dopo il pentimento e la scarcerazione ha cambiato volto e nome. Io avevo una pesante sorveglianza speciale, che dovevo essere a casa alle 7 e venivo controllato 3 volte al giorno, non ce la facevo più. E allora ho fatto fare il furto e poi ho contrattato... Quindi è una forma di riscatto, di sequestro con riscatto. Lo Stato nega, ma in realtà... C'è stato un meccanismo di questo tipo? Sì, mi hanno tolto la sorveglianza speciale e recuperato i gioielli. Un episodio tutt'altro che isolato, sostiene l'ex boss, non nuovo a dichiarazioni di questo tipo, sempre smentite con decisione dalle forze dell'ordine.
negli anni in cui il potere della Mala del Brenta era al suo apice. Secondo Maniero, le trattative più svariate con importanti esponenti dello Stato erano all'ordine del giorno. A me a casa me ne arrivavano 3 o 4 ogni giorno di potentati. Cioè uomini dello Stato, sì. Forze dell'ordine, servizi? Sì, sì. Ed è con loro che avveniva la trattativa? Sì, poi quando percepivo quella che mi sembrava più opportuna e la persona mi sembrava più affidabile, iniziavo i primi passi. Ed ora, a proposito di furti da record a Venezia, la rocambolesca fuga di uno dei ladri del colpo al Ducale, una fuga nella quale il ladro ha beffato la polizia croata che lo aveva in custodia, poi l'evaso è stato bloccato in Serbia. Era stato arrestato giovedì scorso dalla polizia croata. Dopo 2 giorni è riuscito a fuggire dalla finestra del bagno in attesa dell'interrogatorio del giudice, anche se la polizia serba ha riferito che aveva aggredito un agente per poter scappare. Ora è stato nuovamente preso. Si tratta del quinto componente della banda che ha messo a segno il clamoroso furto di gioielli a Palazzo Ducale lo scorso gennaio. All'appello manca però una sesta persona, latitante in Serbia e che secondo alcune ipotesi investigative croate potrebbe essere ancora in possesso del bottino, i gioielli della collezione dell'Emiro che vennero fatti sparire dalle teche di Palazzo Ducale di cui attualmente non c'è traccia. Un valore sul mercato di 8.600.000 euro. Ma secondo la magistratura italiana è un'ipotesi lontana, come aveva dichiarato il procuratore all'indomani dell'arresto. Allo Stato i gioielli non sono stati ritrovati, sono in corso ancora delle perquisizioni in territorio straniero. Certo il tempo trascorso dal fatto, che ricordiamo è dei primi di gennaio 2018, non fa ben sperare, almeno allo Stato, sul ritrovamento dei beni sottratti. Disappunto e grande sorpresa sono state le prime dichiarazioni del questore di Venezia Vito Gagliardi dopo aver appreso la notizia della fuga del ladro, che ora invece è stato assicurato alla giustizia. Di diversa caratura ovviamente il reato del commerciante padovano che però per mesi ha scroccato, diciamo così, il pedaggio dell'autostrada tra Padova e Venezia con un sistema particolare. Si accodava ad altre auto in uscita al casello dell'autostrada per non pagare il pedaggio. L'abile mossa gli è riuscita per una 80 di volte nel giro di 6 mesi, per un risparmio e un danno per la concessionaria CAV di circa 5.600 euro. Poi però è scattata la denuncia della società autostrade e un commerciante 58enne di Montegrotto è finito a processo per truffa. Il Tribunale di Venezia lo ha condannato a 1 anno e 3 mesi e a 600 euro di multa. Non è stato facile notificargli l'avviso di reato, visto che l'auto usata dal commerciante era intestata a un'altra persona. Per ricostruire i suoi movimenti è stato necessario setacciare gli agganci alle celle del telefonino. Pochissimi istanti di pubblicità, poi torniamo in diretta. Rieccoci in studio in diretta, conto alla rovescia, siamo nel Vicentino per l'apertura del primo tratto della Pedemontana da Tiene a Breganze. Proseguono intanto i cantieri e via libera del Ministero dell'Ambiente all'uso della galleria di soccorso di Malo, con l'unica prescrizione che al termine dei lavori torni tutto com'è, ma il sindaco di Malo non è d'accordo. Conto alla rovescia per la ripartenza dei cantieri della Pedemontana a Malo dopo la tragica morte nel 2016 di un operaio siciliano. Su richiesta della Regione e per recuperare il tempo per arrivare puntuali all'inaugurazione prevista per il 2020 è arrivato il via libera del Ministero dell'Ambiente all'uso della galleria di soccorso di Vallugana. Ma sulla prescrizione al ritorno della situazione precantiere i sindaci di Malo e Isola Vicentina con i loro cittadini hanno fatto un balzo sulla loro poltrona. Ha autorizzato questo e ha messo come prescrizione quello che una volta che il cantiere è terminato la situazione deve essere ripristinata pre-cantiere. Questo significa
a non avere più la strada oppure essere utilizzato come pista ciclabile, eliminare rotatoria, ponte e così via. Tutte opere che invece la cittadinanza vuole, l'amministrazione vuole, e pertanto l'amministrazione, già questa mattina io mi sono mossa anche con il sindaco di Isola per avere maggiore forza nei confronti del Ministero, e ci siamo appunto accordati su stendere una lettera che spero parti domani, dove chiediamo al Ministero appunto di far venire meno questa prescrizione. Sta già soffrendo il territorio per i cantieri della futura superstrada, con un traffico pesante e notevole. Che la strada realizzata in questi mesi come opera di compensazione torni a essere una pista ciclabile sembra un'assurdità. Un'arteria utile, spiega il sindaco di Malo, Paola Lain. Lì abbiamo delle aziende che hanno anche fino a 300 camion, e quindi il fatto di avere questa strada permette di veicolare tutto il traffico fuori dal centro abitato. Questa strada deve restare com'è in questo momento, quindi utilizzabile da tutti. A San Martino di Lupari, nel Padovano, una famiglia con persone anche disabili nel suo nucleo, ostaggio in casa. Vediamo perché. Una situazione claustrofobica, un cortocircuito burocratico e di convivenza tra una coppia di coniugi di Campretto con anziana disabile a carico e un'attività industriale di fronte alla loro casa. In mezzo c'è pure una cabina dell'Enel. Da 1 anno e mezzo Lamberto e Natalina vivono in questa porzione di bifamiliare in via Campo San Piero e, oltre alla non facile gestione della mamma di lei, vivono con grande stress le cose di tutti i giorni, come uscire con l'auto, poterla parcheggiare sotto casa, accogliere conoscenti dell'anziana madre invalida come medici o operatori sociosanitari. Sotto la loro abitazione, invece di una piazzola per disabili, gli Olivetto hanno il divieto di sosta H24. Sì, c'è il divieto di sosta. Per molti ma non per tutti. Solo per noi. Il divieto è stato messo per evitare che i tir che vanno a scaricare alla ditta di legnami di fronte stazionino lì per ore. Solo che gli autisti continuano a farlo senza che, dicono i due coniugi, nessuno intervenga. Uscire di casa con l'auto diventa così un vero problema, anche a causa di una vecchia cabina Enel che pare non si possa proprio spostare. Non vedo niente, c'è la cabina e quando vado fuori con il muso sono in mezzo alla strada e sono un pericolo. E oltretutto c'è il divieto che ci hanno fatto qua, che non può parcheggiare nessuno, invece parcheggiano soltanto i camion e non vedo né a sinistra né a destra, sì che il pericolo è costante, insomma. Ecco perché un divieto per molti ma non per tutti. Gli Olivetto sono stati multati per aver lasciato l'auto davanti casa loro, così anche una loro amica, o vengono chiamati di continuo a spostare la macchina dai camionisti che devono entrare in retromarcia nella ditta di fronte. Le cabine dei tir arrivano fin sopra il marciapiede, a volte hanno urtato la recinzione del giardino di una casa dove, ricordiamo, vive un'anziana disabile. Meglio non pensare se un autista dovesse sbagliare manovra. Che i bisonti facciano manovra in mezzo a una provinciale, tra le abitazioni, va tutto bene. Per le esigenze di una famiglia con disabile non si fa niente, tante parole, dicono gli Olivetto, zero fatti. O forse sì, 2, il divieto di sosta H24 e nemmeno una piazzola per disabili. Cambiamo argomento, andiamo nel Veronese. Il sacramento della confessione è in gran parte spesso disertato nelle parrocchie, anche durante le funzioni della messa, così è anche nella parrocchia di Pressana e Roveredo di Gua, nella Bassa Veronese. Allora l'idea del parroco Don Dino Rampazzo è stata quella di creare, di stampare dei tagliandi, dei piccoli tagliandi che offrono un servizio particolare senza chiedere nulla in cambio. Lo vedete proprio in questo momento, buono gratuito per una confessione, una sorta di buono penitenza da consumarsi, scrivere unicamente, preferibilmente entro Natale 2018. L'obiettivo è quello di invitare allora i credenti a usufruire di un sacramento appunto in gran parte disertato. La cosa particolare è che il parroco l'ha distribuita nelle edicole, dalla parrucchiera al bar del paese. Ha detto: accolto l'invito di Papa Francesco, quello di fare cioè pastorale fuori dalla chiesa, di incontrare le persone e spiegare loro che Dio non è lontano ma che viene incontro dappertutto, e a quanto pare questi tagliandi, questi buoni penitenza sono andati a ruba e dovrà stamparne di altri. È davvero tutto, siamo in chiusura, però io vi ricordo l'appuntamento a 20:10, torneremo a parlare del maltempo, della montagna devastata, della montagna ferita, e lo faremo facendo il punto della situazione, quindi molto importante da seguire questa sera, con l'assessore regionale alla protezione civile e all'ambiente Giampaolo Bottacin. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci.
Ben ritrovati al meteo. Asciutto sulle nostre regioni, ma sarà una giornata piuttosto grigia. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino nubi basse con locali foschie sulle pianure occidentali in rapido dissolvimento col passare delle ore. Nel pomeriggio situazione praticamente immutata ma con qualche schiarita soleggiata in più. Temperature minime tra 7 e 10 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 11 e 15 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata piuttosto grigia anche sulla nostra regione, il tempo sarà stabile, tuttavia il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto al mattino, dal pomeriggio invece sarà maggiormente presente il sole. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 13 e 15 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, nubi basse e locali foschie o nebbie specie sulle vallate del Trentino, al mattino più soleggiato invece altrove. Dal pomeriggio più sole un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 14 e 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.